Ponzi, Ponzi, parapa, Ponzi, pa. Osteria numero 9, paraponzi, Ponzi, po. I sergenti fan le prove, paraponzi, Ponzi, po. Fan le prove qui in diretta e vi fanno una scenetta, parapa, Ponzi, Ponzi, parapa, Ponzi, pa. Tia che sa, stavolta parla napolitana. Alleluia! Perché napolitane si fanno capire per tutto il mondo. Alleluia! Si fanno capire pure senza rapire la bocca, perché parlano quel Alleluia! Alleluia! Onore e gloria! Fratelli peccatori pentiti e dannati, credenti e non credenti, in verità io vi dico, voi siete sempre a spaccimbere a gente. Io sono sceso dalle stelle con tanto amore, fiducioso e gaio, per salvare questi uomini di merda che a questo mondo fanno solo guai. Tutti i santi giorni sui giornali notizie di criminali, di sequestri, di rapine, bombe, guerre, sti mappine che si arrobano, si sparano, si accirano per niente. Ma che chiave con me gente, ma che popolo è fatente, ma so scemo, ma so pazzo, ma chi vanno cago cazzo. Io a sti quattro scurnacchiate ne facessi una mappata, mi sbrigassi ambresse, e gittassi in dano cesso. Ma mannaggia, è o pataterna che vi fa campagna eterna. Perché o poverello spera che cominci un'altra era, che si crea un sodalizio dove regna la giustizia, che fornisce le schifezze, che si spartono le ricchezze, che c'è pace e non più guerre in ogni angolo di sta terra e che al mondo tutti quanti si comportino da santi. Ma io, in nome della fede, si ovvega, non lo credo.
Gino, non c'è quel tocco di classe, non c'è finezza, proprio non mi piace. Tu parli sempre in napoletano. Cerchiamo di fare un disco nobile, fatto per bene. Va bene, Renato. Allora, se vuoi così, io ti faccio una bella cosa nobile, perché io sono una persona fine, sono una persona a modo. Oggi ti faccio una lezione di Galateo, per esempio, in francese. Benissimo. Vabbè, in francese ti sta bene? Bene. Bonjour à tous les quantes. Oggi vi spiegherei, nella première lezione, come s'annette la cacolotte dalla nacerchia. Schifezza. La cacolotte è una pallottole di cacca. Non andare... Non spiega. La cacolotte è una pallina che vous estrae con il dito indice della mano destra, che infizze nella nacerchia. E infizze e girei, virei, changez le dita. Changer les dits, cotillon con tutte e due le dita. Cotillon, extraction de la cacolotte. Extraction de la cacolotte, et vous, con una certa nonchalance, la mettez sotto la sedia, sotto la tavola, con nonchalance. Vive la France! Égalité, fraternité, liberté. Stai pazzo. Liberté. Sei impazzito. La caccola. Sei impazzito, Gin, ti sei bevuto il cervello proprio, non riesco a capire. Insomma, qua stiamo cercando di fare un disco per bene. Ma sei pazzo, proprio non ragioni più, sconnetti, capito? Non ragioni. Per favore, qualcuno se può portare a Kiss. Io non lo so, proprio come possiamo andare avanti a fare questo disco? Poi noi portatevi la Kiss, per favore, non voglio vedere più. Attenti! Portatevi, arronzata la Kiss, ti. Mamma mia bella, eccoci a Battaglione! Attenzione! Andiamo avanti col processone! Dopo aver ascoltato a Puttani Oricchione, fate entrare in aula Mario Bidone, gioco d'azzardo o zicchinette, capo paranzere e 3 tavolette. Il gioco è gioco e non mi raccapezzo, ma come si può fare a condannare l'arte della destrezza? 2 mani velocissime o pale che scummette, mentre sul panno ballano 3 bianche tavolette. Che la carta vince, guardate bene il gioco, e arrivano i clienti a poco. C'è sto studente che vuole frenare, o cafone sicuro e ci fa festa, o turista che tiene l'intenzione, appena è sceso a Napoli e guadagna 1 milione. E come Totocalcio, la roulette, o bancarotta, e come la lotteria, solo che chi la roba non è coperta, e noi pigliamo freddo in mezzo a via. E allora, pure lo Stato è Mario, ma no signore, è un nostro concorrente, e noi perciò butammo a che la gente. Ma chi lo dire in betta? Ma che va? Isse che tutto sapere non lo sa, che a sto paese è tutto un casino.